britannico, che sia di rischio gruppo e poco male, o poco bene, o poco e basta. Non c'è Rover, prodotto britannico, non c'è BMW che misura che... Dai, sì, Snaus, prodotto italico. Stupendo, ancora sei, corso F, ancora sei immatricolata un altro po'. Non c'è tatuaggio sulla gamba destra, non c'è BMW in 2 su portati che d'inverno non so che si mettono. Non c'è niente che conta in questo momento per me, non c'è prodotto che mi possa ammaliare, c'è solo la possibilità di stare a guidare la moto in maglietta, bermuda, andando in ufficio a trattare un affare sotto sto cielo. E secondo me sto male, sotto sto cielo, all'aria aperta, sotto sto cielo, all'aria aperta, sotto questo cielo, ciao Bob, non dico altro, ciao Bob, 18 anni, 100 metri da casa, non c'è mai arrivato a casa, perché quello è bravo a far fenomeno ogni tanto, deve fare il colpo effetto, ma non è un colpo effetto, è un colpo strunzo quello. Secondo te sto male? È stare all'aria aperta in questo momento a fare sto video. Secondo te sto male? La mia consapevolezza può sembrare poca cosa, per me è tutto, è quello che mi fa sta, viva la vita, una crema tutti i giorni. Ah, il Pier 39 stiamo a San Francisco, ah, il Molo 39 non sapevo che sul Tevere avessero messo i moli, viva la vita, guarda che è sto cielo, guarda che è sto cielo, guarda che è sto cielo, senti che è quest'aria, senti che è quest'aria, mi sembra bella pure la app e pure la smart, viva la vita, pure sta signora mi sembra una gnocca, bella per te. Secondo te sto male? Ma di che stiamo a parlare?